3500 mi piace e vi porto un altro 5 contro 5 sul campo da calcio. E voglio! Ciao! Benvenuti e bentornati su canale Superallan, siamo qui oggi con un nuovo video. Come avete visto dal titolo e dalla miniatura, oggi, dopo un mese di vacanza, guardate il dito, tornerò a giocare a calcio. Addio panza, ci fatto. La pancina c'è. Prima di tutto però voglio lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Arriviamo a 40.000 iscritti entro la fine dell'anno. Ci può stare. Obiettivo prefissato. Sono stato un mese in vacanza, non ho toccato un pallone, quindi adesso facciamo un 5 contro 5. Per iniziare ci sta. Sì, per iniziare, per rimettermi un attimo in sesto. Vediamo se sono diventato un po' forte. Speriamo che faccio qualche gol. Non so ancora le squadre, adesso le facciamo. Non sappiamo ancora i componenti di queste squadre. Niente, voglio fischio d'inizio. Pronti via, ci siamo, si parte. Telecronaca di Superallan per questa partitella 5 contro 5. Io sono quello con la maglia bianca e pantaloncini bianchi. Ovviamente, come vedete qui, prima azione, Shaleboom, la pontazza alla Mirko F ed è subito gol. Qui batto questa rimessa laterale, però il nostro Contini sbaglia il passaggio e subiamo subito il pareggio. Allora qui Shaleboom sulla fascia per Christian per Checco che cerca me al cerchio di centrocampo, me la vado a prendere, tacco ancora per Christian riapre ancora per Checco che cerca la giocata al cerchio di centrocampo, perde il pallone, io lo vado di nuovo a recuperare e poi nulla di fatto. Qui torno indietro, la passo a Contini ancora per Shale e guardate qui Shale come vede il mio movimento, la stoppo bene e poi mi divoro clamorosamente il primo gol della partita. Qui Shale ha da ridire e dico anche giustamente. Qui tiro da fuori degli arancioni, Shale la para. Ancora qui Contini per Shaleboom, Shale che vede me che faccio questo movimento da pivot, proprio da attaccante vero. Palla per Contini ancora per Checco, io qui non addomestico il pallone, ripartono gli arancioni ancora in attacco dall'altra parte, la recupera Checco, la riperde, ancora qui gli arancioni che vanno al tiro e quindi c'è il 2-1 per gli avversari. Ancora qui Shaleboom per Contini tenta il tiro e trova un bellissimo gol, i miei applausi dalla porta. Qui Christian l'appoggia per Superallan, spara alla porta, qui si chiude un bellissimo triangolo, ancora Superallan sulla corsia di destra, cerco di metterla al centro però viene deviata la palla e qui Christian che chiude troppo il suo piattone, palla fuori. Rimessa laterale sbagliata da Checco, qui a tu per tu si divora il gol per nostra fortuna. Allora si riparte, qui ancora Contini per Superallan per Christian, mi rivado a prendere il pallone, sbaglio qui il controllo del pallone, però con caparbietà e determinazione lo vado a riconquistare, cerco di metterlo dietro per Shale, riperdo il pallone, devo migliorare un po' dal punto di vista tecnico, qui per fortuna però loro tirano fuori. Ora qui il difensore degli arancioni, palla dentro per Lobotka, lo chiamerò Lobotka per tutta la partita e fa gol. Ora qui guardate qui l'azione, Christian per Shaleboom sulla destra, Shale addomestica molto bene questo pallone con la coda dell'occhio e di esterno vede Superallan sul secondo palo, faccio un gol clamoroso, palo gol, vale la pena qui ovviamente rivedere il mio gesto tecnico, bello l'assist di Shale, altrettanto bello il mio gol. Ora qui ancora Checco per Superallan, si chiudono gli spazi, tento il tiro, rimpallato, ancora qui Shale lotta, palla di poco alto sopra la traversa. Ancora qui Contini dentro per Shaleboom che fa un bellissimo movimento, io me la chiamo, ho la porta completamente aperta davanti ai miei occhi, la butto fuori. Sì ragazzi, mi sono divorato un po' di gol, devo migliorare anche sotto porta. Guardate qui perché lo chiamo Lobotka, qui fa un assist veramente alla Lobotka e quindi subiamo gol. Qui esco dai pali, cerco di impostare, perdo inizialmente il pallone, colpo di testa a far ripartire l'azione per Contini ancora dentro per Shaleboom che tenta il tiro, il portiere la para e poi ancora Shaleboom in estirata dentro per Contini. Ora qui Contini recupera il pallone per Superallan che di piattone la mette ancora per Contini, altrettanto di piattone la tira fuori. Ora qui ancora Superallan che va a prendersi il pallone, guardate qui sfida l'avversario con una bella finta, lo supera, mi allungo troppo il pallone quindi nulla da fare.
Ancora qui Sciale per il fratello Christian. Christian porta il pallone. Ancora Christian perde la palla ed è un gioco da ragazzi per gli arancioni segnarci il gol in contropiede. Ancora qui gli arancioni che ripartono. Bella la giocata del cerchio di centrocampo, 1-2 chiuso alla stragrande e qui Lobotka completamente solo fa gol. Ancora qui Contini dentro per Scialeboum che tenta il tiro. Golasso di Scialeboum. Qui ancora Checco per Contini in profondità per Super Allan che addomestica molto bene il pallone. Poi lo lavora sull'altro lato per Christian che la vuole rimettere al centro, nulla di fatto. Gli arancioni ancora qui, palla dietro, la recupera molto bene Sciale ancora porta il pallone, non sa cosa fare, ancora Sciale, dall'altra parte dentro per Contini che si gira e segna ancora lui, il nostro difensore. Ripartono gli arancioni molto bene, qui però io in ripiegamento difensivo e poi mi faccio male, un pestone involontario chiaramente, qui Sciale batte che se ne foot proprio che stai vittando Sanglander. Ora qui Sciale però per Super Allan, corpo completamente all'indietro. Non faccio cadere bene il pallone per terra e quindi la sparo alle stelle. Ancora qui gli arancioni in attacco, guardate qui che bellissima azione nello stretto, palla di Lobotka sull'esterno, gol sul primo palo. Ora qui gli arancioni, bello scavetto, qui Christian cerca di emularmi in Napoli, Juve a Scampia di YouTuber League, ma no, sono io il Goat della gamba alzata. Ecco qui ancora Scialeboum di potenza sotto le gambe del portiere. E qui attenzione perché era mio assist direttamente dalla porta. Qui gli arancioni ripartono nel cerchio di centrocampo, la palla sull'esterno e gol a giro. Ecco qui ancora Christian per Contini dall'altra parte per Scialeboum ancora Scialeboum si allarga, guardate qui Sciale che occhio che ha e che piede per Super Allan che spreca così una palla clamorosa di Sciale. Qui calcio d'angolo per gli arancioni, palla deviata, ripartono i colorati. Ecco qui ancora Sciale vede Super Allan, controllo di esterno e poi sul primo palo. Ecco qui ancora gli arancioni che ripartono. Qui inizialmente Sciale prende il pallone e poi siamo completamente scoperti. Come vedete io non ce la faccio proprio, in fondo allo schermo si vede stavo prendendo fiato e prendiamo gol. Ancora qui la palla in profondità, Sciale qui recupera il pallone, il nostro portiere però non si sa bene cosa fa, regala il pallone agli avversari e subiamo gol da polli. Ancora qui gli arancioni palla dentro, Contini la recupera, la manda in attacco per Sciale e fa un altro gol. Ragazzi, fatemi sapere intanto come sto giocando. Secondo voi ho toccato molti palloni, come per esempio in questo caso che faccio un bel movimento, la lavoro per Christian, palla dentro, ancora per Contini, ancora palla al centro e io vado poco cattivo su questo pallone e non riesco a colpirlo. Qui lo colpisce bene Lobotka, la palla deviata arriva a me e ancora una volta mi divoro il gol sotto porta. Devo migliorare tanto. Qui però faccio un ottimo assist da calcio d'angolo per Sciale che se la fa parare dal portiere. Qui il portiere che rinvia, qui Contini subito attento, non la passa a me, di sinistro fa gol. Ancora una volta gol per lui, altro gol sul capovolgimento di fronte però per gli avversari. Allora qui ancora gli arancioni, bello scavetto, dentro la palla, Super Allan la para, improvvisamente Cristian Massimino con il VAR che però non funziona, gliela abboniamo, quindi andiamo avanti con gli arancioni che ripartono. Ancora qui bella giocata per Lobotka, Ciccio Lobotka dentro la palla e bucati guantoni del portiere Super Allan nell'occasione. Qui break di Sciale, tacco di Super Allan, ancora per Sciale, la puntata parata dal portiere. Ecco qui ancora, guardate che azione che facciamo, colpo di testa, ancora Sciale dentro per Super Allan che addomestica molto bene questo pallone, palla sotto le gambe del difensore, calcio d'angolo e attenzione a questa azione, guardate qui come me la chiamo sul secondo palo. Sciale aspetta il mio movimento, contromovimento che elude la pressione del difensore e io con un tiro al volo faccio gol. Veramente credo che sia stato un bel gol, un bel movimento. Lo rivediamo, fatemi sapere anche qui sotto nei commenti cosa ne pensate. E ancora qui gli arancioni che ripartono, la palla ancora dietro per il portiere, guardate qui che assist e che gol di Ciccio Lobotka.
veramente penso il gol più bello di questa partita, un gol in rovesciata. E quindi ripartiamo. Qui perdiamo il pallone inizialmente, Checco per Contini che si gira molto bene. Ecco qui l'assist per Super Allan che addomestica il pallone di tacco per Christian sotto l'incrocio. Che assist e che gol di Christian Massimino. Rivediamo qui il tacco di Super Allan con il gol sotto l'incrocio di piatto a giro di Christian Massimino. Ripartono qui gli arancioni, però recupera il pallone Shaleboom. Io mi porto appresso un difensore col mio movimento e Contini con un bel gol sotto l'incrocio ci fa godere. Ecco qui ancora Cicciolo Botka dall'altra parte, la recupera Christian Massimino. Qui incomprensione tra me e Shale, non sappiamo se l'uno o l'altro prende il pallone ed è proprio un'incomprensione anche questa, perché ci fermiamo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se è più colpa del portiere che non la riprende con le mani o nostra che pensavamo appunto la riprendesse il portiere. Qui allora ancora Contini che recupera il pallone, la dà per Super Allan che di punta anche lui in questo caso tenta il gol deviato in calcio d'angolo. Ripartono qui gli arancioni che però si impappinano un po', il portiere la alza a pallonetto e io mi chiamo il pallone palla di poco fuori. Ripartono ancora gli arancioni qui completamente scoperti da questa fascia, io però torno in ripiego e la consegno al portiere. Ancora qui gli avversari da quest'altra parte sporca il pallone, lotta su tutti i palloni, ancora qui Shaleboom, Shale riparte, io faccio di nuovo lo stesso movimento di prima, me la chiamo e qui arrivo da solo, la stoppo molto bene, mi divoro un altro gol, mani in faccia per Shale. Ancora qui Shaleboom, tentano il tiro, io qui ero rimasto dietro per allacciarmi gli scarpini, faccio bene perché gli arancioni ripartono in contropiede e recupero il pallone, poi tento di servire Contini che ci crede come vedete sullo sfondo, però troppo lunga. Qui invece palla dentro la telecamera. Sentite qui cosa dice Shaleboom. Già, non trovo buco. È grave. È grave. È grave. Con qui ancora Shaleboom dentro per Super Allan che addomestica il pallone, lo lavora molto bene, ancora dentro per Shaleboom dall'altra parte per Christian che alza troppo il pallone, però anche in questo caso aveva fatto penso una buona azione. Qui triangolazione degli arancioni, molto facile fare gol in contropiede quando siamo tutti quanti rigettati in avanti. Qui Shale mi vede in profondità, copro il pallone col corpo, la metto lì per Checco che la butta fuori. E qui Shaleboom ancora per Christian Massimino domestica il pallone, si fa anticipare Checco e qui è un 3 praticamente contro 0 e subiamo un altro gol in contropiede. Ancora gli arancioni in attacco, altra azione molto bella e qui subisco proprio io gol. Contini in porta, vede Shaleboom per Super Allan che gestisce questo pallone per Contini ancora per Shaleboom in pallonetto per Super Allan che al volo cerca il golasso un po' per stizza. Ancora qui Shaleboom dentro per Super Allan, domestica molto bene il pallone, fa scendere questa palla, mira l'angolino e il portiere ancora gli para il pallone. Le ragioni qui ripartono, ancora io che inseguo, non riesco a recuperare il pallone, ancora qui bella azione, tutta al volo, subiamo un altro gol. Shaleboom dentro per Super Allan, sono da solo qui, accomodo il pallone per Contini che a porta vuota si fa parare ancora il pallone. Ancora qui Contini dentro per Super Allan, domestica il pallone, lo lavora molto bene dall'altra parte per Christian Massimino, ancora palla dentro e mi scontro un po' col portiere e non riesco a fare gol. Ancora qui la palla di Checco per Super Allan, mi vedo poco e mi scuso per le immagini, ma come avete visto la mia telecamera principale ha subito qualche danno dopo essere stata colpita ripetutamente dalle pallonate. Qui servo Shaleboom quando ero in ripiegamento difensivo e Shale con un bel piattone fa gol. Ora qui ripartono gli arancioni, siamo veramente alle ultime battute di gioco. Ancora Contini recupera il pallone, si testeggia molto bene dall'altra parte per Christian lavora il pallone ancora per Contini, un bel destro, un bellissimo gol. Nulla da fare per il portiere, come anche in questo caso un gol all'incrocio clamoroso e qui decidiamo
in pratica di finire di giocare dopo un'ora e mezza di gioco. Mi sto distrutto, aiuto. Appena finita la partita, non so quanto. Cadrete, sta nel un grammo, cioè. Non so quanto è finita. Comunque ci hanno abbuffato di gol. Io ho fatto 2 gol. Ho fatto un assist a Cristian Di Tacco. Me ne sono mangiati un 5-6 sotto la porta. Le giocate ci sono state. Le giocate ci sono state. Fatemi sapere qui sotto come ho giocato, cosa ne pensate della mia partita, della partita di Sciala, della partita di Christian. Se volete altre partite come allenamento, diciamo. Io non so ancora se sono stato convocato per la YouTuber come League. preparazione atletica. Esatto, Vediamo. prepariamoci atleticamente e pigliamo un po' di chat, perché io Esatto. sono proprio inguaiata. Se volete altre partite del genere, lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale, commentate. Magari ci consigliano qui sotto i ragazzi nei commenti come allenarci al meglio, come prepararci, quindi fatecelo sapere qui sotto. Io voglio. Ciao!